molti imprenditori che abbiamo ospitato in questo salotto ci hanno parlato delle enormi potenzialità della Cina, sterminate, 1/6 dell'umanità, saranno 1/4 dell'umanità in previsione entro il 2050. Quanto è facile fare impresa in Cina per un italiano che arriva là e vuole impiantare il proprio modello? Allora, diciamo che fino a qualche anno fa la Cina veniva considerata come un serbatoio produttivo mondiale. Oggi continua ad esserlo, però abbiamo una popolazione che chiede moda, chiede prodotti nuovi, chiede di essere servita, e questo è il nostro compito. È da qualche anno che abbiamo incrementato il mercato interno con grandi soddisfazioni e continuiamo a farlo. Abbiamo avuto delle partecipazioni anche fieristiche, eventi all'interno delle città più importanti, da Shanghai a Pechino a Hong Kong, e in queste manifestazioni abbiamo trovato una clientela estremamente interessante.